Focus TG, buongiorno, ben ritrovati con l'informazione dal territorio. C'è subito la cronaca in primo piano. Andiamo ad Arcugnano da Luisa Bertini e Simone Squarcina che si trovano davanti alla villa dell'imprenditore Alberto Filippi, ex parlamentare, senatore della Lega, che questa notte ha vissuto ore davvero di terrore in balia di una banda di malviventi, di rapinatori armati di pistola che hanno fatto irruzione in casa. È stato picchiato, minacciato con la pistola e sequestrato con la famiglia davanti appunto alla moglie e alle figliolette, con un bottino peraltro di quasi 2 milioni di euro. Subito Luisa Bertini, buongiorno Luisa. Sì, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo ad Arcugnano, come anticipavi, momenti di paura ieri sera all'interno della villa dell'imprenditore Alberto Filippi, ex senatore, che in base alle prime ricostruzioni è stato aspettato da questa banda di malviventi che gli hanno intimato, minacciandolo con una pistola, di entrare in casa. Da lì è stato sequestrato, in casa tra l'altro dove c'erano anche la moglie e le figliolette, quindi ha vissuto un'ora di terrore. I banditi sono scappati con un bottino che secondo le prime stime potrebbe aggirarsi attorno ai 2,5 milioni, ma di questo ci racconta tutto il diretto interessato, la vittima Alberto Filippi, che noi abbiamo sentito al microfono. Sentiamolo insieme. Allora io ho parcheggiato l'auto, sono sceso, ho sentito queste persone tutte vestite di scuro, con i cappucci passamontagna, ho capito che non sarebbe stata una passeggiata e il terrore l'ho sentito vibrare nel corpo immediatamente, ma pensavo a mie figlie e mia moglie che erano in casa e che avevo appena sentito, alle quali avevo chiesto di staccare l'allarme perché stavo per arrivare a casa. Tanto loro erano armati di pistola, l'ha vista la pistola? Durante la colluttazione, perché all'inizio ho resistito perché volevo in qualche modo inviare un messaggio al telefono vocale a mia moglie o far partire la telefonata che così capisse, e non ci sono riuscito perché hanno iniziato a darmi i pugni. Infatti ho l'occhio nero, pugni nel collo, nella fronte, mi hanno sbattuto per terra, ho visto i cacciaviti che me li puntavano, però c'è stato uno che mi ha puntato, ha armato prima la pistola e poi me l'ha puntata in mezzo agli occhi. In quel momento sangue freddo, cercare di non perdere la testa, subito ho detto che non volevo fare resistenza, mi hanno detto questa è una rapina, accento straniero, li ho accompagnati fino alla porta, ho aperto la porta, me ne hanno destinato uno che aveva un cacciavite molto lungo che me l'ha puntato al fianco, mentre gli altri salivano e andavano di sopra dai miei familiari. E lì è stata un'ora interminabile. E dopodiché, finita quest'ora, mi hanno portato su, ho visto che la famiglia stava comunque bene, mi hanno detto di star fermo lì, che loro sarebbero stati lì fuori, invece ovviamente sono scappati, hanno avuto quel quarto d'ora di tempo. Dopo aver chiamato il pronto intervento ho chiamato il mio ormai amico fraterno Cesare Dalmaso, che era a letto e si è catapultato su, e oltre a darmi il conforto, anche insieme a lui abbiamo cercato di essere più costruttivi possibili con gli inquirenti. Poi avevo preso dei colpi fortissimi alla schiena e l'occhio mi faceva male, siamo andati al pronto soccorso, abbiamo fatto l'attacco, abbiamo fatto i raggi. Ci hanno distrutto, cioè, i risparmi di tutta la vita, che erano non pochi,
stiamo parlando tra i 2,5 milioni e 3. Ma lei si sentiva seguito, studiato in qualche modo in questo periodo? Aveva notato dei movimenti strani, stavano un po' pianificando? No. Quando succedono queste cose difficilmente si ha dei sentori. E nel frattempo ci ha raggiunto anche l'avvocato di famiglia Cesare Dalmaso, che ha vissuto passo passo questa concitazione per tutta la notte. Sì, mi ha chiamato Alberto Filippi e sono arrivato in contemporanea con i carabinieri. Ho visto lo sgomento, il terrore di questa famiglia che è stata, io dico violata proprio nell'intimità. È stata un'azione molto professionale ma anche molto violenta. Hanno picchiato, hanno separato le bambine dalla madre, hanno separato il padre dal resto della famiglia, quindi minacciando sempre con la pistola, ed è stata un'azione terribile, terrificante. Non è durata un attimo, è durata un'ora di arancia meccanica, un'ora terrificante che ha sicuramente inciso anche proprio ha turbato queste bambine e soprattutto la moglie, insomma, che si è vista separare dalle bambine, che piangevano e che urlavano di sopra. Adesso tutto è nelle mani degli inquirenti e lei prima diceva la villa è molto sorvegliata. Sì, la villa fortunatamente è sorvegliatissima, nel senso che ci sono una serie di microfoni e di telecamere nascoste e quindi questo è un dato molto interessante, ecco, potrà aiutare. Ecco, avete sentito momenti di sconcerto, l'avvocato sempre presente con la famiglia che ha vissuto un'ora, dice l'avvocato di Arancia Meccanica. Per il momento da Arcugnano è tutto, lì nello studio. Grazie a Luisa Bertini. Adesso restiamo però in tema perché a proposito di furti c'è stato un colpo alla Stroili Oro di Montebelluna nella galleria di Piazza Vienna. Indagano i carabinieri, inventario in corso, probabilmente i ladri messi in fuga dal sistema di allarme. Prima hanno forzato le porte scorrevoli della galleria commerciale, poi a colpo sicuro si sono diretti verso la gioielleria del marchio Stroili Oro per quello che sembra un furto mirato fatto da ladri professionisti. Questa è la cronaca del raid che si è compiuto attorno alla mezzanotte in Piazza Vienna, Montebelluna, all'interno del centro Luna, dove sono presenti anche altre attività. I ladri, dopo l'irruzione, hanno sottratto dei gioielli, ma l'inventario è ancora in corso. Forse l'attivazione del sistema di allarme nell'arco di pochi minuti li ha messi in fuga. È scattato l'allarme, sono arrivati sia le guardie giurate che i carabinieri. Io voglio esprimere la mia totale solidarietà nei confronti dei titolari del negozio e voglio ringraziare ancora una volta le nostre autorità che sono intervenute prontamente, quindi un grazie veramente di cuore ai carabinieri. Carabinieri che ora stanno conducendo le indagini. Non ci sarebbero testimoni diretti, ma un aiuto potrebbe arrivare dal sistema di videosorveglianza, anche pubblica, installata nei paraggi di Piazza Vienna. Ogni elemento a questo punto potrebbe rivelarsi utile. Noi metteremo a disposizione qualsiasi cosa sia necessaria per far luce su questa vicenda e per fare in modo che questi delinquenti vengano assicurati alla giustizia, sperando che ricevano ovviamente una pena esemplare. Torneremo fra poco a parlare di furti, razzie e truffe, anche truffe agli anziani, ma c'è da andare a Treviso, in centro a Treviso, nel salotto della città in Piazza dei Signori, e questa notte si è potuto rischiare davvero una tragedia perché un'auto totalmente fuori controllo che viaggiava all'impazzata nel centro di Treviso è andata a schiantarsi contro una fioriera guidata peraltro da un personaggio noto alle forze dell'ordine. Ci racconta tutto Cristian Arboit in diretta. Buongiorno Cristian.
Buongiorno a te Nicola, anche da parte di Nicoletta Rizzetto. Non solo noto, notissimo, arcinoto alle forze dell'ordine, ma anche senza patente, documento di guida che non aveva mai conseguito. Qui si trovava la fioriera contro cui è andato a sbattere all'1:30 di notte, fioriera che ormai faceva parte un po' del paesaggio di Piazza dei Signori. Lo hai raccontato te, l'hai raccontata te la dinamica, questa Audi A3 che è stata lanciata a folle velocità in Calmaggiore, che poi è andata a sbattere per l'appunto contro la fioriera. Puoi immaginare, Nicola, attimi concitati di autentica follia, con il ragazzo che poi è sceso dall'auto e pare si sia messo a fare anche delle flessioni, questo a conferma di uno stato psicofisico problematico. C'è da dire che l'alcol test ha dato una risposta negativa. Parliamo di un soggetto, di un 25enne kosovaro noto alle forze dell'ordine per fatti recenti di cui abbiamo anche parlato domenica scorsa, per esempio l'incendio che era divampato in un'azienda a Villorba con una casetta in legno data alle fiamme. Ebbene, questo soggetto aveva appiccato le fiamme nell'azienda in cui aveva lavorato e dalla quale era stato licenziato. Una vendetta, ma poi questo soggetto, questo 25enne kosovaro, era stato allontanato anche più volte dalla zona rossa per atteggiamenti fuori decisamente fuori dalle righe. L'episodio questa notte è stato segnalato da alcuni passanti al consigliere comunale di Fratelli d'Italia Alberto Ciamini. Queste le parole di Ciamini, poi rientriamo in diretta. Questa notte sono stato allertato da un cittadino che per pura casualità passava in Piazza dei Signori ed ha assistito incredulo al fatto. Allora, a me dispiace della situazione sociale del ragazzo. Abbiamo visto che nell'ultimo anno la richiesta di aiuto psicologico è aumentata del 10%, ma questo soggetto è incredibile come non sia collocato in una struttura di recupero, nonostante sia già noto alle forze dell'ordine, nonostante domenica per vendetta ha bruciato un capannone nella sua ex azienda, anche perché, diciamocelo, se non ci fosse stata la fioriera e ci fosse stata un gruppo di amici, ci fosse stata una coppia o qualsiasi persona, a quest'ora staremo piangendo il morto, staremo parlando di una strage che per fortuna non è avvenuta. l'85% delle merci avvenuta. Questa del resto è la cronaca di una notte di follia che ripropone il tema della salute mentale in una settimana in cui ne abbiamo parlato parecchio con sindaci, amministratori, con la stessa direzione generale dell'ULSS 2. Tra l'altro il sindaco di Treviso è uscito con alcune dichiarazioni condannando quanto avvenuto questa notte, dicendosi pronto a chiedere i danni a questo soggetto, ma è chiaro che appunto sotto c'è molto di più e c'è una situazione di disagio diffuso che sconfina talvolta nella delinquenza e in atti decisamente pericolosi. Qui con me c'è Marco Zabai, consigliere comunale del Partito Democratico, che più volte ha affrontato il tema della salute mentale e del disagio diffuso. Sì, diciamo che il tema è un tema centrale in questi giorni, in questi mesi, e anche direi a partire da uno degli eventi che più ha avuto un impatto sulla salute mentale del nostro paese ma del mondo, che è stata la pandemia del Covid. Io penso che da tempo noi non affrontiamo in maniera piena questo tema, considerando la salute mentale alla pari della salute fisica generalmente considerata, per cui penso che anche l'episodio che è avvenuto questa notte penso che dovrebbe spingerci ancora più nella direzione di riflettere sulla necessità di dare più strumenti per affrontare questa problematica. Più strumenti, anche più strutture, perché questa settimana abbiamo parlato, Nicola, di un caso estremo a Conegliano, con il sindaco di Conegliano che ha chiesto all'ULSS 2 di incrementare proprio le strutture. È una richiesta che può essere condivisa, questa, Zabai? Sì, noi abbiamo la questione della degenza a lungo termine per questi tipi di patologie, che finché non commettono un crimine di base non si riesce ad affrontarle. Noi chiaramente rimaniamo fedeli
alla impostazione della legge Basaglia, però è oggettivo che bisogna cominciare a porsi come riuscire ad affrontare queste situazioni di queste persone che rischiano appunto di nuocere a se stesse e agli altri e che necessitano di una attenzione e una cura che non può essere semplicemente lasciata, come dire, agli strumenti che adesso sono a disposizione. Per cui sì, sono d'accordo anche con alcune discussioni che stanno avvenendo in Consiglio regionale rispetto alla possibilità di introdurre formule che sempre nello spirito della legge Basaglia, quindi senza voler rinchiudere chiunque abbia un tipo di disturbo all'interno di una struttura, ma capendo che adesso c'è bisogno di nuove formule per affrontare questo tipo di situazione. Grazie Marco Zabai, consigliere comunale del Partito Democratico. Chiaramente i carabinieri stanno indagando, si stanno visionando le telecamere, ma insomma c'è poco da ricostruire, forse è appunto il momento di intervenire e dovremo capire in quali termini. Per il momento è tutto da Piazza dei Signori con Nicoletta Rizzetto. Nicola, ti restituisco la linea. Grazie davvero a Christian Arboit. Noi andiamo a Rovigo, è morto a 2 anni dopo un intervento al braccio, un intervento che era considerato di routine. Inutile per il piccolo Adam la corsa in ospedale a Padova. Sul caso i genitori che vogliono che sia fatta piena luce hanno presentato un esposto alla procura di Padova. Doveva essere un intervento di routine, tanto che Adam Mohamed Abdelmoeti Ibrahim Seddiq, 2 anni, è entrato tranquillo in ospedale a Rovigo, accompagnato dai genitori di origine egiziana che da alcuni anni vivono in provincia di Parma. Doveva correggere un problema al braccio destro che ne comprometteva i movimenti attraverso un intervento di riposizionamento dei tendini. Poco dopo l'inizio dell'operazione, il disperato trasporto del piccolo, che sarebbe già stato in arresto cardiaco all'ospedale di Padova, seguito dai genitori disperati. Qui Adam sarebbe arrivato già senza vita. Una tragedia per la famiglia che adesso chiede di conoscere la verità. I genitori di Adam, che a 6 mesi era già stato operato in Egitto e che nel Parmense stava seguendo un regolare percorso di fisioterapia, hanno presentato un esposto alla procura di Padova. Si sono rivolti a uno studio legale e chiedono che venga eseguita l'autopsia per stabilire le esatte cause di una morte difficile da spiegare e da accettare. A loro si è stretta la comunità egiziana in Italia, che sta fornendo pieno sostegno. Vicinanza alla famiglia anche dalla direzione dell'ULSS 5 Polesana, che ha espresso profondo cordoglio. E poi a Schio con il tentato omicidio che avevamo raccontato a colpi di macete, ma che nasconde l'azione di uno stalker. Tentato omicidio, lesioni personali, atti persecutori, furto aggravato e porto abusivo d'armi. Con queste accuse è stato arrestato dai carabinieri un uomo di 22 anni di Schio, ritenuto il responsabile della gravissima aggressione con un macete di un 59enne del Marocco in zona Santa Croce, avvenuto poco dopo le 5 del mattino. Le indagini dei militari, scattate immediatamente, hanno portato a fine giornata a identificare i 2 sospettati e a bloccarli. Fondamentale un video ripreso col cellulare fornito agli inquirenti da una 25enne che aveva riconosciuto uno degli aggressori. La ragazza aveva riconosciuto l'ex fidanzato che la stava stalkerando da tempo dopo la rottura della relazione, mentre tentava di rubare la sua autovettura con l'aiuto di un complice. Secondo la ricostruzione fornita dai carabinieri, la ragazza si sarebbe precipitata in strada per impedire il furto della vettura da parte dei 2 uomini travisati, che poco prima si erano resi responsabili del furto di un giubbotto all'interno di un'altra auto nella zona. Riconosciuto dalla giovane, l'ex fidanzato avrebbe spruzzato uno spray urticante al volto della ragazza che aveva iniziato a filmare l'aggressione. Sopraggiunto il padre, 59enne, l'uomo ha tentato di difendere la figlia, ricevendo un temibile fendente inferto con il macete dal 22enne. Un colpo diretto al capo che invece è finito sul braccio che l'uomo aveva alzato per parare il colpo. Un gesto che aveva permesso ai 2 aggressori inizialmente di guadagnare la fuga, mentre padre e figlia sono finiti all'ospedale con rispettivamente 25 e 7 giorni di prognosi. La descrizione della ragazza del pregresso quadro di atti persecutori messo in atto dall'ex fidanzato ha permesso agli inquirenti di chiarire il contesto dell'aggressione. Il giovane è stato arrestato a seguito della perquisizione domiciliare, dove sono stati rinvenuti gli abiti indossati durante l'aggressione, 0,70 grammi di cocaina, ma non il macete utilizzato per l'aggressione, mentre il complice, un cittadino libico di 29 anni residente in zona e
stato denunciato a piede libero per lesioni personali e furto aggravato in concorso, il 22enne è stato condotto in carcere in attesa dell'udienza di convalida. Una coppia invece arrestata dalla squadra mobile di Padova al casello autostradale di Boara Pisani. In auto nascondevano 10 kg di cocaina. 10 kg di cocaina nascosta nel vano motore dell'auto, un Audi, e in parte nell'abitacolo. Viaggiavano con un quantitativo di droga che, rivenduto sul mercato, avrebbe fruttato 700.000 euro. La coppia di stranieri fermata e arrestata dagli agenti della squadra mobile di Padova all'uscita del casello di Boara Pisani lungo la A13. Tutto è accaduto nel pomeriggio del 16 aprile. I due, lui 36 anni marocchino, lei 37enne di origine romena, genitori di 3 figli tutti minorenni, erano già noti alle forze dell'ordine. A carico dell'uomo precedenti specifici per spaccio di droga e una condanna alle spalle, la donna per reati di truffa e appropriazione indebita. Dopo l'arresto, la successiva perquisizione nell'abitazione della coppia a Cavarzere nel Veneziano ha permesso di trovare e sequestrare oltre 1 chilo di hashish. La misura dell'arresto è stata convalidata dal GIP di Rovigo, procura competente per territorio. Per i due si sono aperte le porte del carcere, il 36enne a Rovigo, mentre la donna a Montorio. I 3 figli della coppia sono stati affidati ai nonni paterni. Torniamo alla cronaca delle truffe e delle razzie. Con le accuse di tentata estorsione contro il rettore del santuario di San Leopoldo a Padova, la polizia ha arrestato un kosovaro di 40 anni. L'uomo, già noto ai frati e ai dipendenti del santuario di Piazzale Santa Croce, era entrato nel pomeriggio di mercoledì nel negozio e aveva iniziato a urlare e inveire contro il personale, chiedendo denaro, 100 euro, e arrivando a sferrare alcuni calci a uno degli addetti presenti. Immediatamente è stato contattato il 113, gli agenti delle volanti sul posto hanno bloccato a forza il kosovaro in stato di alterazione alcolica e lo hanno portato in questura. Per l'uomo è scattato l'arresto, misura convalidata dal GIP che ha disposto la custodia cautelare in carcere. E poi ancora un raggiro ai danni di una coppia di anziani, ma stavolta il truffatore è stato arrestato dalla polizia. È accaduto a Treviso. L'hanno arrestato mentre si stava allontanando in taxi dopo aver appena messo a segno una truffa ai danni di 2 anziani coniugi in via Monterumici a Treviso. È finito male per un 25enne campano, l'ennesimo caso di raggiro messo a segno, stavolta con la tecnica del finto poliziotto. La dinamica è quella già più volte sperimentata dai truffatori. Le vittime, in questo caso marito e moglie di 85 e 90 anni, hanno ricevuto a casa la telefonata di un sedicente vicequestore che li informa del fatto che la loro auto è stata utilizzata per commettere un furto in una nota gioielleria di Mestre. Per questo dovevano collaborare con la polizia, mettendo a disposizione tutti i soldi ed i gioielli che avevano in casa. Monili e denaro sarebbero poi stati ritirati da un delegato per un controllo. Messi in soggezione dal finto vicequestore, gli anziani hanno eseguito gli ordini e poco dopo, puntuale alla loro porta, si è presentato un uomo che in pochi attimi ha arraffato soldi e oro disposti come richiesto sul tavolo del soggiorno, per poi darsi precipitosamente alla fuga. Fortuna vuole che una volta uscito dall'abitazione dei coniugi, mentre attendeva di salire su un taxi, il 25enne con atteggiamento sospetto sia stato notato da un passante che ha subito chiamato il 113. Immediatamente i poliziotti, quelli veri, si sono precipitati in via Monterumici, dove hanno bloccato praticamente in flagranza il truffatore. Aveva nascosto 900 euro in contanti e diversi monili d'oro, successivamente riconosciuti come propri dai 2 anziani. Il 25enne è stato arrestato e portato in carcere, la refurtiva restituita alle vittime. Il giovane è stato anche denunciato per falso materiale, poiché trovato in possesso di una carta d'identità elettronica con microchip a braso. Anche in questo caso si tratta di un truffatore di origine campana, a conferma delle ipotesi investigative dell'ultimo periodo che portano a pensare come quella delle truffe sia l'ultima frontiera della camorra, una fonte di reddito redditizia e meno rischiosa rispetto ad altri crimini. A Mestre adesso con una prof delle scuole medie nella bufera per una vicenda davvero incredibile. Ce la racconta in diretta Edi Kaliman. Buongiorno.
Nicola, buongiorno a te e ai telespettatori. Davanti all'Istituto Bellini, una succursale dell'Istituto Spallanzani di Mestre, dove nei giorni scorsi si è verificato un fatto che ha dell'incredibile e che ha, come dicevi tu, scatenato anche una bufera non solo tra i ragazzi ma soprattutto tra i genitori e in tutta la scuola. Una professoressa, una supplente di una supplente incaricata di portare fino a fine anno i ragazzi di questa scuola media alla richiesta di una ragazzina su quante righe dovesse essere il riassunto, la consegna che aveva dato la professoressa ai ragazzi in classe, irritata si sarebbe proprio avvicinata a questa ragazza e con una forbice tagliato una ciocca di capelli. Così non fosse bastato questo, si è avvicinata a un'altra ragazza che aveva contestato, sbigottita come tutti i compagni di classe, l'accaduto e avrebbe tagliato una ciocca di capelli anche lei, fatto che confermano i genitori e tutti i ragazzi, tant'è che la preside che abbiamo provato a contattare non rilascia dichiarazioni sull'accaduto. C'è infatti in corso un'indagine interna. Fatti del genere erano successi negli anni scorsi non in città qui ma a Roma e i professori incriminati di fatto erano stati accusati di abuso di metodi di correzione e di disciplina, abuso privato di questi strumenti coercitivi sostanzialmente. Quindi ora non solo l'indagine interna dal punto di vista del civile e penale della professoressa, ma anche un'indagine interna probabilmente scatterà da parte del Ministero dell'Istruzione, un fatto che ovviamente preoccupa non solo i ragazzi ma anche i genitori, che sono preoccupati non solo per quanto potrà accadere da qui alla fine dell'anno, circa un mese e mezzo, a quando questa professoressa assumerà un incarico diverso in un'altra scuola, e quindi quello che potrebbe accadere. Era già sotto la lente di ingrandimento di ragazzi e genitori questa prof, perché avrebbe continuato e cominciato a dare dei voti estremamente negativi a tutti i ragazzi, anche i più bravi della classe, fin dal suo arrivo. Era in questo istituto da circa 20 giorni proprio a fare da supplente di una supplente. E questo è una storia appunto che non finirà qui chiaramente e che avrà dei risvolti anche penali probabilmente per la professoressa. Questi sono gli aggiornamenti che abbiamo da Mestre per il momento. Nicola, nei telegiornali della sera tutte le novità. Da Mestre, se non hai domande, ti restituisco la linea con Simone Merlo. Grazie a Heidi Kaliman. Di nuovo la cronaca con la paura vissuta ieri a San Giuseppe di Cassola, la fuga di gas che ha rischiato di provocare una strage in una palazzina di 12 unità. Sicuramente la cosa avrebbe avuto molto probabilmente conseguenze ben peggiori, perché sarebbe bastata magari una piccola scintilla per far innescare un'esplosione. Anche un campanello sarebbe bastato? Probabilmente anche solo il campanello, sì. Evitata la tragedia in questo condominio di via Verona al Civico 29 a San Giuseppe di Cassola, dove alcuni residenti hanno dato l'allarme spaventati per il forte odore di gas che usciva da un appartamento sfitto da pochi giorni al piano rialzato della palazzina. Il gas si era già propagato nel vano scale quando sono arrivati i vigili del fuoco e la polizia locale. A evitare il peggio, una porta finestra lasciata aperta dall'interno. La persiana era rimasta sollevata. Quindi i vigili del fuoco sono riusciti a sollevare completamente la tapparella, ad entrare e ad aprire immediatamente tutte le finestre per arieggiare prima di tutto i locali. Il livello di saturazione di gas era parecchio elevato. Tutto per un rubinetto del gas aperto, ci spiega il comandante Munari. È stato lasciato in posizione aperta dopo che gli inquilini hanno provveduto allo smontaggio della cucina e quindi, non avendo più il tubo che collegava l'impianto del gas agli elettrodomestici, il rubinetto rilasciava il gas. Sul posto i tecnici Italgas che hanno sigillato l'erogazione all'appartamento, controllando i valori nell'intero stabile di 12 unità. 2 donne, di cui una incinta all'8° mese, in via precauzionale sono state portate al pronto soccorso del San Bassiano. Ora è necessario accertare il perché si sia verificata una simile situazione di pericolo che ha rischiato davvero di provocare una strage. Stiamo facendo ulteriori accertamenti, anche contattando il proprietario dell'appartamento e gli ex inquilini, per capire appunto se questo gesto del rubinetto lasciato in posizione aperta sia stato un gesto del tutto casuale, accidentale o, ma lo escludiamo, lo spero, volontario. Sicuramente c'è stata della negligenza o comunque dell'imperizia da parte degli ex inquilini nel lasciare l'appartamento con il rubinetto in posizione aperta.
Allora, pochi istanti di pubblicità, dobbiamo ancora parlare di tanti fatti di cronaca, ma anche ripartiremo da qui, dalla crisi ovviamente legata alla guerra in Iran, la crisi del carburante, perché ci sono gli autotrasportatori anche del Veneto che si uniscono a quello che sarà il fermo che faranno in maggio. Ripartiremo da qui subito dopo la pubblicità. Oltre 700 unità operative in provincia di Belluno, 27.000 in Veneto, più di 210.000 in Italia. Una pattuglia di agenti di commercio e agenti finanziari importante che muove un'economia e che in questo periodo si trova a un bivio. Prendere o lasciare la professione di una vita condotta in strada per ufficio o l'automobile, i cui costi a fronte del caro carburante sono diventati insostenibili. È una questione di sopravvivenza, un aumento del 50% dei costi energetici e del gasolio in questa fattispecie incidono sulla redditività del singolo agente, che non può cambiare il suo contratto e che deve subire ovviamente scelte altrui. Con una lettera inviata al governo, i sindacati degli agenti di commercio unitariamente denunciano una situazione oramai strutturale. I continui aumenti di benzina e gasolio stanno incidendo in modo significativo sui costi del lavoro. È difficile perché insomma non è facile per chi fa 40, 50, 60 mila chilometri all'anno stabilire un parametro per cui star dentro nei costi. Negli ultimi mesi il governo è intervenuto con misure temporanee come la riduzione delle accise, giudicate positive ma insufficienti a compensare i rincari sul lungo periodo. Allo stesso tempo altri comparti hanno beneficiato di strumenti più incisivi, agevolazioni e credito d'imposta. La categoria finora esclusa da analoghi strumenti di sostegno oggi alza la voce. Abbiamo chiesto al governo ovviamente e anche al Presidente della Repubblica di intervenire al pari di altre categorie che operano sulla strada come noi, di intervenire con un credito d'imposta che possa agevolare questa difficoltà che spero sia temporanea. Il credito d'imposta altro non è che un beneficio sulla tassazione e la proposta perciò è chiara: introdurre un credito d'imposta di almeno il 20% sulle spese per il carburante, con procedure di accesso semplici e già sperimentate in altri settori. Secondo i promotori dell'iniziativa si tratta di una misura necessaria per ristabilire equità tra categorie economiche e garantire la sostenibilità di una professione fondamentale per il sistema distributivo del Paese. Se pensa che il 70% del PIL, prodotto interno lordo, è generato dal lavoro degli agenti di commercio, se si fermano loro al pari gli autotrasportatori, noi non mangiamo più. La GDO, la grande distribuzione organizzata, non riceve più gli ordini e quindi non riesce ad andare avanti, insomma, quindi c'è tutto un sistema ovviamente per cui chiediamo moltissima attenzione. E quindi alzano la voce gli agenti di commercio. Ad alzare la voce poi soprattutto in queste ore sono gli autotrasportatori. Chiara Gaiani, buongiorno da Padova. Nicola, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta, lo dicevi, alzano la voce e annunciano il fermo dei loro mezzi che, compatibilmente con il preavviso necessario di almeno 25 giorni, potrebbe essere intorno al 20 di maggio. La settimana scorsa avevamo raccolto le loro voci nel corso dell'Assemblea Veneta, una situazione che è diventata davvero drammatica e che si aggrava di giorno in giorno. Di 6.500 delle imprese che del settore in tutta la regione, 700-800 potrebbero chiudere i battenti entro la fine dell'anno. Il caro gasolio, con appunto il superamento della soglia anche simbolica dei €2, che però per un'azienda è molto importante. Pensate che in un serbatoio di mezzo pesante ci sono 500 litri, quindi significa che ogni pieno un autotrasportatore tira fuori subito di tasca €1.000, ma anche il silenzio del governo con il decreto legge sui carburanti e il credito d'imposta per il settore, che è stato solo annunciato ma non c'è stato l'effettivo stanziamento da parte del governo. Un fermo che per il Veneto rischia di essere drammatico. In Veneto l'85% delle merci viaggia su gomma, quindi si rischia davvero la paralisi per porti, interporti, distretti
industriali, cantieri, rete distributiva. Abbiamo raccolto su questo tema la voce che dichiara lo stato di emergenza, l'ennesimo grido e l'ennesimo appello rivolto al governo di Michele Varotto, presidente di Confartigianato Trasporti Veneto. Vi lasciamo alle sue dichiarazioni. Ringrazio Cristian Roque Allende per la collaborazione tecnica, poi la linea può tornare a voi. Le ragioni del fermo che Confartigianato Trasporti, che ha aderito al coordinamento di Unatras, sono il silenzio assoluto del governo sul caro carburanti. Hanno emesso dei decreti che sono inutili, inutilizzabili e hanno solo danneggiato la categoria. Quindi lunedì verrà depositato il fermo, che sarà intorno al 20 maggio seguendo l'autoregolamentazione, sperando che le aziende non si fermino prima per mancanza di liquidità. Il governo è stato assente, silente e non ha seguito per niente la categoria dei trasporti e della logistica. Credo che in questo momento sia opportuno che si convocano immediatamente per portare alla normalità del settore del trasporto. E questa dunque la situazione. Ieri intanto a Mestre lo Stato Maggiore di Fratelli d'Italia si è ritrovato per parlare di produzione, per parlare di quello che sta accadendo in Medio Oriente, ma anche per parlare di sviluppo. Tra le tante voci anche quella del neo ministro al turismo Gianmarco Mazzi, che si è espresso anche sul contributo d'accesso a Venezia, tema di dibattito anche elettorale in città. Sentite. Mettere a confronto politica, istituzioni e società civile sui temi strategici per lo sviluppo economico del Paese. Alla 2 giorni di approfondimento organizzata all'M9 di Mestre da Fratelli d'Italia sono presenti, oltre ai rappresentanti veneti delle associazioni di categoria, i maggiorenti nazionali del partito. Noi vogliamo dare attenzione a chi fa grande l'Italia. Chi fa grande l'Italia sono le nostre imprese, grazie alle incredibili manifatture, grazie alla creatività, grazie al genio italiano, grazie soprattutto, visto che siamo in una regione come il Veneto che ha tante piccole e medie imprese che riescono a esportare a livello globale, alla qualità dei prodotti che riusciamo a realizzare. Inevitabile entrare subito nel merito di una crisi energetica che dall'invasione dell'Ucraina alla guerra in Iran sta diventando tema ricorrente, rivelatore di una fragilità da risolvere in ambito europeo. Fonti comuni per avere prezzi migliori, avere il coraggio di liberalizzare il mercato dell'energia all'interno dell'Unione, evitare che ognuno si approvvigioni a modo suo, perché chiaramente deve essere una risposta globale nel momento in cui la sfida è globale. Una sfida globale per la quale da anni ormai in Italia si torna a parlare di centrali nucleari. Realizzare nel nostro paese uno stabilimento industriale che produca in serie, come qualunque altro generatore, impianti nucleari di piccola dimensione, puliti e sicuri, che poi vengono trasportati con un container laddove vengano richiesti. Il Veneto è la prima regione turistica d'Italia, 75 milioni di presenze però spesso concentrate per la maggior parte negli stessi luoghi, e da qui che nasce l'overtourism. Io invito tutti ad avere un atteggiamento molto accogliente rispetto ai turisti. Sono sempre impaurito quando si parla solo dei problemi, l'overtourism, che li conosco tutti. Il contributo d'accesso può essere una soluzione? Questo adesso ragioneremo col sindaco che arriverà, vediamo se ci sono delle alternative e proveremo a vedere se ci sono delle soluzioni. Dall'economia alle tragedie sul mondo del lavoro, sarà fatta disposta l'autopsia sul corpo dell'operaio di 67 anni morto caduto dal cantiere del depuratore di Casale a Vicenza. L'inchiesta è per omicidio colposo, ovviamente c'è anche la rabbia dei sindacati. Un atto dovuto per fare piena luce sulla disgrazia al depuratore di Casale, gestito da Viacqua, società pubblica presieduta da Federico Ginato, dove ha perso la vita un operaio di Como di 67 anni. La Procura di Vicenza ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, un passaggio tecnico indispensabile, spiegano gli inquirenti, per poter disporre l'autopsia e consentire a tutte le parti coinvolte, azienda, familiari ed eventuali indagati, di
di nominare propri consulenti. L'uomo, dipendente di una ditta milanese impegnata in subappalto nei lavori alla periferia sud della città, è precipitato da una scala che sarebbe stata appoggiata a un'impalcatura. Una caduta da qualche metro che non gli ha lasciato scampo. Sarà l'esame autoptico a chiarire le cause della morte e a verificare eventuali responsabilità. Sotto la lente degli inquirenti ci sono le condizioni di sicurezza del cantiere, le procedure adottate e il rispetto delle normative. Sono state sequestrate le attrezzature utilizzate dalla vittima. Nel frattempo l'azienda Viacqua ha ribadito la piena collaborazione con le autorità, mettendosi a disposizione per ogni accertamento. Un altro morto sul lavoro a Vicenza, una strage continua, una cosa indescrivibile. Tutte le istituzioni e i corpi intermedi devono fare qualcosa di più, dobbiamo ragionare in una maniera diversa, questa strage deve finire. Chiediamo investimenti forti, non serve più soltanto indignarsi o fare delle iniziative, ma serve veramente che anche il governo in questo caso metta le risorse necessarie per la prevenzione, quindi sugli SPISA, su quelli che sono gli enti preposti per il controllo, e serve assolutamente modificare la legge sugli appalti che oggi precarizza il lavoro e purtroppo crea queste situazioni di difficoltà e di tensione che ci sono all'interno dei cantieri e che poi portano purtroppo alla morte continua di lavoratori che onestamente tutti i giorni si guadagnano il pane per vivere. E poi la strage invece sfiorata l'ex caserma Pepe del Lido di Venezia, il crollo del solaio e 4 operai precipitati per 5-6 metri. Continua a essere monitorata ovviamente la situazione dei feriti che sono fuori pericolo di vita, ma 2 di loro restano in gravi condizioni e nel cantiere sono in corso ancora le verifiche da parte degli enti preposti. Migliorano le condizioni dei 4 operai rimasti feriti nel crollo di un solaio l'ex caserma Pepe di San Nicolò al Lido di Venezia. Per il paziente ricoverato al Civile dei Santi Giovanni e Paolo, in centro storico, è stata già sciolta la prognosi da parte dei sanitari e a breve, nei prossimi giorni, potrebbe essere dimesso. Per i pazienti ricoverati all'Angelo di Mestre restano in rianimazione ma non sarebbero in pericolo di vita, con condizioni in miglioramento. Nei prossimi giorni si andrà verso uno scioglimento della prognosi che resta riservata al momento per loro 2 e anche per l'operaio più grave ricoverato a Treviso. Si tratta di operai dell'impresa Costruzioni Iannini dell'Aquila. Il primo lotto dei lavori, propedeutici al cantiere, si era già concluso. Quando si è verificato il crollo nelle scorse ore non c'erano lavori in corso, ma bensì un sopralluogo in vista della seconda parte più impegnativa dei lavori, che appunto è più consistente e dovrebbe iniziare in autunno verso ottobre. Quindi quanto successo non dovrebbe rallentare l'esecuzione del cronoprogramma dei lavori. Il cantiere è promosso dall'Università Ca' Foscari, che anche in mattinata ha ribadito la propria vicinanza ai feriti. In una nota, l'impresa in cantiere aveva tutti i dispositivi di sicurezza regolarmente indossati e in ordine, e anche questo ha, molto probabilmente, evitato quella che poteva essere una strage con conseguenze ben peggiori. La CGIL del Veneto, dal canto suo, in una nota ha parlato di un aprile nero per quanto riguarda le cadute dei tetti e la sicurezza degli operai, ribadendo l'urgenza di investire sulla sicurezza. Il progetto alla Pepe è molto ambizioso e continua. La riqualificazione dell'ex caserma Pepe, che diventerà uno studentato, ma proprio per tutto il nord Lido, che rivitalizzerà insieme con l'ex ospedale al mare, Gottardo, eccetera, un'area importante della nostra isola. E poi il giovane lavoratore straniero morto in bicicletta a Belluno qualche giorno fa. Ieri il presidio congiunto di sindacati CGIL, CISL e UIL per chiedere politiche di sicurezza più stringenti perché appunto, e l'abbiamo sentito anche nei precedenti servizi, la strage sta continuando.
La morte di Do Mukhtar non è una fatalità, bensì la diretta conseguenza di politiche sulla sicurezza carenti e mancanza di attenzione agli strati più deboli della società. L'affondo dai sindacati di Filcams, Fisascat e Will, riuniti in presidio all'esterno del centro commerciale della Veneggia, da dove il 34enne di origini sudanesi, deceduto nella notte tra domenica e lunedì a seguito di uno schianto a bordo della sua bicicletta, rientrava dal turno di scaffalista. Bisogna tornare a pensare anche ai lavoratori che sono più al margine della nostra società, che sono soprattutto i lavoratori migranti e i lavoratori stranieri. Noi oggi siamo qui apposta per lui e per tutti i lavoratori che, come Will del Veneto, noi definiamo fantasma. Fantasmi, sì, o invisibili. Sono i lavoratori dei turni di notte, delle tratte anche di 15-20 km a bordo strada in bicicletta, talvolta in monopattino, che poco si vedono e ancor meno si sentono, spesso in fuga da crisi geopolitiche nei paesi di provenienza, come nel caso di Do Mukhtar. È venuto nel nostro paese fuggito dalla guerra nel Sudan. Cercava di ricostruirsi una nuova vita, una vita dignitosa, una vita da poter congiungere i familiari, perché solitamente questi lavoratori la maggior parte delle volte lavorano per poi inviare magari una parte del guadagno alle loro famiglie nei loro paesi. Imperativo per i sindacati un cambio di rotta repentino nelle politiche sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e del trasporto in itinere, affinché siano garantite per tutti le condizioni minime di tutela dell'incolumità fisica. È indispensabile che ci sia una vera tutela della sicurezza sul lavoro, che ricordiamo parte da quando io mi alzo la mattina e vado al lavoro e quando torno a casa, che sia in bicicletta, in macchina, in qualsiasi mezzo. Non può succedere che un lavoratore cada, muoia in bicicletta durante un turno finito di notte, avventurandosi in strade, tra l'altro anche con poche illuminazioni. La sicurezza va garantita da parte delle aziende e anche da parte delle istituzioni. Torniamo a Treviso, c'è un'inchiesta ovviamente ancora in corso e aperta per omicidio colposo a carico di ignoti. Parliamo della tragica morte del 38enne Pietro Monici, schiacciato dall'albero, dal pioppo che è crollato mentre stava pescando sul Botteniga, appunto in via Botteniga, poco fuori le mura a Treviso. Ieri intanto c'è stato il commosso saluto. La delegazione dei Vigili del Fuoco di Treviso, quella del 118 e poi i tantissimi amici che hanno voluto stringersi ai familiari nel momento dell'ultimo saluto a Pietro Monici, il 38enne morto schiacciato da un pioppo mentre pescava sulla riva del Botteniga. Oltre 1000 le persone che si sono ritrovate nel Tempio di San Nicolò, la chiesa più grande di Treviso, per portare la propria vicinanza a mamma Adele, alla nonna Raffaella, ai fratelli Davide, Silvia e Guglielmo, ai nipoti, e a portare il cordoglio di tutta la comunità trevigiana per quella che appare una tragedia assurda è il sindaco Mario Conte con il presidente del Consiglio Comunale Antonio Dotto ed il vice sindaco Alessandro Manera. La bara, con un cuscino di fiori bianchi e azzurri, è portata a spalla dai pompieri. Pietro aveva un sogno ed era in attesa di entrare definitivamente nel corpo dei Vigili del Fuoco. Pietro aveva una grande fede e nell'ultimo periodo si era avvicinato ai padri carmelitani scalzi. Padre Marco Cauli ha concelebrato il funerale. A ricordare che persona speciale fosse Pietro è Don Oscar Pastro, parroco di Casier. Caro Pietro, siamo qui per te. Siamo qui per salutarti, ma facciamo fatica a lasciarti andare. Grazie Pietro perché sei entrato nei nostri cuori. Grazie perché con te si stava bene, perché sapevi mettere tutti a proprio agio. Grazie soprattutto per il tuo sorriso che non mancava mai. Il tuo sogno era diventare vigile del fuoco, lo sappiamo. Aiutare, salvare, metterti a servizio degli altri. Ora ti affidiamo a Dio, certi che il bene che hai desiderato continua a vivere. Quello che è accaduto ci appare assurdo, continua Don Oscar. Dal nostro punto di vista umano sembra una coincidenza inspiegabile. Eppure nella fede possiamo almeno intuire che anche dentro questa grande disgrazia non siamo soli.
La commozione è tanta. Al termine della cerimonia il feretro è portato ancora a spalla dai colleghi vigili del fuoco che alla fine hanno voluto salutare Pietro per l'ultima volta con le sirene dell'autopompa e l'applauso della folla è diventato scrosciante. A Pietro Monici, l'ultimo break pubblicitario, dopodiché ripartiremo dal caso dello sgombero del Park Dal Negro a Treviso e poi parleremo degli alpini. Io non sono specializzata in materia, ma mi sono sentita con alcuni colleghi, sì, stanno predisponendo, perché ripeto, articolo 2 e 10 della Costituzione, la Costituzione è la nostra carta e quindi va applicata e quindi questa sarà la procedura che verrà fatta nei prossimi giorni. Sulla falsariga della sentenza del TAR del Veneto di fine marzo, che ha condannato le questure di Venezia e Vicenza per lungaggini burocratiche nel rilasciare il permesso di soggiorno ai richiedenti asilo, il giorno dopo lo sgombero del Dal Negro, l'avvocata Tocchetto annuncia che ci si muoverà anche a Treviso per far rispettare gli articoli 2 e 10 della Costituzione sui diritti inviolabili garantiti e sul diritto di accoglienza, tutelato anche da norme internazionali come la Convenzione di Ginevra e altre leggi europee. Assolutamente sì, cioè noi non possiamo farli sparire. Capisco che questi non possono dormire per strada e trovano, diciamo così, un luogo dove siano coperti. Bisogna trovare strutturalmente, ma non solo Treviso, Padova, Verona, Vicenza, tutte le città, Brescia, Bergamo, Como, tutti devono trovare una situazione strutturale, perché saranno sempre di più. Non arrivano con le navi, arrivano a piedi dai Balcani. Questi signori venivano a piedi dai Balcani, vedete voi. E mentre si invoca una soluzione strutturale, i 50 migranti sgomberati ieri sono stati trasferiti parte alla caserma Zanusso di Oderzo, parte sono andati in strutture civili e religiose, mentre è certo che almeno 5 sono tornati a dormire al Dal Negro, passando la notte lì, rifiutando i trasferimenti. Proprio la chiusura dell'ospitalità a Monigo, dove dormivano circa 25 persone, ha creato una parte del problema. Quello che lascia comunque un po' l'amaro in bocca è che non sembra si riesca a mettersi insieme per una cosa che è senz'altro complessa, senz'altro complicata, come l'abitare, soprattutto per chi è in condizioni di marginalità in quel del nostro territorio, e che domanda qualcosa che va al di là sia della sola amministrazione pubblica, sia del solo terzo settore, sia del solo volontariato, ma che chiede davvero una concertazione di forze che va che un po' di più. Il tema resta quello della dignità umana da tutelare e della soluzione che non sia temporanea. Piaccia o non piaccia, ma qui abbiamo delle persone che non dobbiamo dimenticare, insomma la dignità umana pone un'attenzione costante su questi termini e delle risposte che devono arrivare per non semplicemente spostare il problema da un'altra parte, ma prendere in carico realmente le situazioni puntuali di ciascuno di questi uomini. Criticato, c'erano obiettivamente dei ormai ingestibili problemi di ordine pubblico, ma anche igienico-sanitari. Il Comune è intervenuto nel momento in cui ha potuto farlo e adesso si cercherà anche di trovare una sistemazione, ma certo che io ho sentito i commenti del centro-sinistra sul fatto che si debba trovare una soluzione, siamo tutti d'accordo. Se dicessero anche dove trovare i fondi per sistemarli tutti sarebbe magari un bel aiuto, perché un conto è dire, un conto è fare. Sicuramente la situazione è diventata difficile perché non c'è solo il problema lì al Park Dal Negro, e penso però che questa amministrazione, anche nel modo in cui ha gestito questa operazione, abbia dimostrato che è sempre attenta comunque prima di tutto al benessere e agli interessi della città. Siamo quasi in chiusura, ma prima dobbiamo vedere come ci si prepara al raduno sezionale degli alpini Montegrappa a Rosà. Una festa che avrà il suo culmine domani e che domani Rete Veneta trasmetterà in diretta dalle 9:30, quindi tenetevi questo appuntamento importantissimo, 9:30 in diretta su Rete Veneta. Intanto vediamo come è andato l'alzabandiera, un po' l'entusiasmo anche dei cittadini.
L'alzabandiera davanti al municipio di Rosà ha preso il via la 3 giorni alpina della sezione Montegrappa, un momento particolarmente intenso in un paese vestito di tricolore che domenica, a margine dello sfilamento, consegnerà la cittadinanza onoraria all'Associazione Nazionale Alpini e che rende omaggio alle penne nere rosatesi con i loro 106 anni di attività. È arrivato il momento proprio della donata sessionale, visto che in 106 anni non l'avevamo mai chiesta, non sarà mai stata chiesta o mai avuta non so cosa, però è arrivato il momento. Alla fine il Consiglio ha detto sì, ha fatto la richiesta alla sessione Montegrappa, ha detto benvenuti e abbiamo organizzato. Speriamo che vada tutto bene, ma non ho dubbi perché il gruppo c'è, sinceramente posso dirlo da capogruppo, abbiamo l'appoggio incondizionato della Montegrappa e non c'è nessun problema. Penne nere che vogliono passare il testimone ideale di un bagaglio di conoscenza, storie e tradizioni ai più giovani, oggi presenti e protagonisti, tra le altre cose, della consegna delle borse di studio promosse da alpini e donatori in un percorso concreto di condivisione. L'importanza appunto che ci fossero i ragazzini che stanno crescendo diventeranno gli adulti del domani, saranno quelli che avranno in mano le sorti di Rosà, dell'Italia tutta, perciò a loro anche l'opportunità di comprendere quello che è il tema principale di un'associazione d'Arma, che è fare memoria, non tanto per andare in guerra, ci mancherebbe altro, ma soprattutto per ricordare le brutture che la guerra causa, perciò mi fa piacere in modo particolare che e spero abbiano compreso questo messaggio. Ricordiamo ovviamente domenica ci sarà il momento clou con la sfilata nel cuore di Rosà, a partire dalle 9:30 Rete Veneta seguirà in diretta tutta la sfilata delle penne nere della sezione Montegrappa per portare, come sempre nelle vostre case, tutte le emozioni dell'alpinità. Mi dicevo proprio al mio amico che quando che sento l'alzabandiera, la tromba eccetera, un po' di frescura la sento ancora. Crea emozione? Sì, emozione, tutto sommato dico sempre, il servizio militare per me ha fatto male a toglierlo. A vedere Rosà tutta vestita di tricolore. Insomma, fa sempre piacere, è associativo. È un evento veramente straordinario, siamo qua che aspettiamo tutti con ansia questa bellissima sfilata dove ci saranno sicuramente i migliori di tutti e che il tempo sia a nostro favore. Come si stanno vivendo questi giorni? C'è un'emozione molto grande perché la maggior parte delle persone amano trovarsi in questi contesti e perciò c'è molto calore in questo momento e tutti siamo dalla parte dei bravi alpini. Io rispetto perché diremo ci sarà da fare tanto. È sempre una cosa bella, una cosa positivissima anche insieme a tante persone, la condivisione, quello è bello, la condivisione. Festeggia gli 80 anni di vita il Centro Universitario Sportivo di Padova, il CUS di Padova, c'è un ricco programma per le celebrazioni. In 80 anni siamo riusciti a fare tante cose, noi oggi abbiamo 6.500 tesserati, con oltre la metà sono universitari e il nostro obiettivo è quello di dare servizi agli studenti universitari, al mondo universitario e anche al mondo cittadino. Festa per gli 80 anni del CUS, il Centro Universitario Sportivo, una delle realtà di sport più longeve della città di Padova. Fondato nel 1946 da Alberto Pettinella, che conobbe la tragedia dei campi di concentramento e tornato a Padova riorganizzò lo sport universitario. Un servizio importante, quello del CUS, non solo per gli studenti. Il CUS è sicuramente un pezzo dell'università e oggi siamo qui per festeggiare gli 80 anni, quindi è anche un pezzo storico della nostra università, ma è anche aperto moltissimo alla città e lo dimostrano non solo i campi sportivi che sono aperti sia agli studenti, ai docenti, a tutto il personale, ma a tutta la città, ma poi ci sono anche alcune iniziative di enorme successo come ad esempio i centri estivi per i ragazzi e i bambini da età molto piccoli fino all'adolescenza, aperti a tutta la città, che quindi rendono in un certo senso anche un servizio al territorio. Molti gli appuntamenti per festeggiare i primi 80 anni del CUS, tra tutti la 3 giorni di tornei i prossimi 14, 15 e 16 maggio agli impianti di Via Corrado.
Parafrasando il motto del Barcellona, il CUS è più di una società sportiva. Che ha ben 13 specialità e non è solo sport per gli studenti, nato nel 1946 in quel famoso aprile, ma bensì apre le porte alla città per tutti gli sportivi. Io stessa porto le mie figlie lì a fare atletica leggera, sono stata in quella pista da atleta ed è un punto nevralgico per tutto lo sport di Padova. È tutto, grazie per averci seguito. Vi ricordo dalle 9:30 di domani mattina la diretta per raccontare le emozioni del raduno sezionale degli alpini Montegrappa a Rosà. Arrivederci.